imbandita per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Il tema di questa settimana sono gli agriturismi e le riaperture, perché da questo fine settimana finalmente si potrà pranzare e cenare all'interno. Una cosa importante per vari ristoranti, ma soprattutto per gli agriturismi. Agriturismi che, stando ai dati, nel 2020 hanno perso il 60% del fatturato e il 70% dei clienti. Questa naturalmente è la media dei 1500 agriturismi che sono presenti in Veneto. Di questo tema vogliamo parlare con CIA Venezia, con il presidente Paolo Quaggio. Presidente, buongiorno. Allora, da dove ripartire? Io direi di ripartire da qua, cioè è un segnale di speranza proprio nel ripartire a tutta velocità, perché oramai la stagione è propizia, perché siamo ormai vicini all'estate, quindi... Ecco, quando si parla di agriturismo in genere si pensa a delle cose molto semplici. Qui ad esempio siamo alle porte di Mestre, siamo al Segnavento e in realtà le strutture sono altamente professionalizzate. Beh, sicuramente diciamo che negli ultimi anni gli agriturismi in genere hanno elevato il loro livello. Ecco, perché uno dice sì, vabbè, sono rimasti chiusi, però hanno l'attività agricola. Beh, sicuramente perché l'agriturismo, come sapete, è legato strettamente all'attività agricola, quindi a un'azienda agricola. L'azienda agricola sicuramente ha continuato a lavorare, ma lavorava per l'agriturismo, per cui il danno per certi versi è stato considerevole. Ecco, lei in questo periodo ha girato tantissimi agriturismi di CIA e non solo. Quanta voglia ha visto, quanta volontà ha visto di tenere duro? Gli agricoltori sono tenaci. Per quello che riguarda l'agriturismo sicuramente è stato un anno abbondante, molto difficile, ma la tenacia appunto dell'agricoltore si vede e si vedrà nei prossimi tempi. Grazie al Presidente, lo rivedremo al termine di questo viaggio, parleremo proprio di tenacia e agriturismi, intanto i titoli. Fine settimana di riapertura del settore agrituristico, 1500 le attività in Veneto che dopo un anno e mezzo tornano ad imbandire le tavole, timori e speranze di un settore con una novità, la nuova legge sull'enoturismo. È il Veneto la prima regione italiana per aziende agricole assicurate, un mercato in costante crescita che nell'anno del Covid ha superato a livello nazionale gli 8 miliardi e mezzo di polizze con un aumento dello 0,4%. Il raboso divino dei ragazzi speciali dell'Associazione Italiana Persone Down, l'imbottigliamento della vendemmia 2020 per vere e proprie opere d'arte da sostenere con il cuore. Sempre più vivai propongono piantine per l'orto sul balcone. Ecco come coltivarsi cuori di bue e pomodori da 3 etti l'uno per fresche insalate estive. Abbuffate da riaperture con Renzo Gatto, semplici consigli per non risentire degli eccessi e una tisana di zenzero e genziana come amaro di fine pasto. Dall'acqua nascente delle sorgenti trevigiane la visione di giugno di Morgana. Riaperture, economia ma anche natalità e primi raccolti delle previsioni scherzose della strega del Sile. Al Segnavento quindi, Patrizia Del Ponte, buongiorno. Da dove ricominciare quindi? Dall'ottimismo e oserei dire dalla bellezza. In questo agriturismo voi offrite, oltre naturalmente il pranzo, la cena, anche delle altre attività. In questo agriturismo certo offriamo la ristorazione, offriamo l'ospitalità perché abbiamo le camere, offriamo una soluzione, la chiamiamo più facile, semplice, con la nostra agriosteria, offriamo una fattoria didattica e offriamo il territorio. Durante questo periodo quanto avete sofferto? Chiaramente abbiamo sofferto molto, come hanno sofferto tanti agriturismi e aziende agricole come noi. Il lato più dolente di questo periodo è stato proprio il dover lasciare a casa, tra virgolette, i nostri collaboratori. In che prospettive vi augurate adesso con le riaperture? Ci aspettiamo tanto, ci aspettiamo ospiti. Un assaggio l'avete fatto quando è stato possibile aprire ad esempio all'esterno? L'apertura all'esterno purtroppo era condizionata alle condizioni atmosferiche. È stato un maggio-nembre, lo abbiamo chiamato noi, perché purtroppo sappiamo tutti, cioè la sera era freddo, faceva freddo, per cui l'apertura serale proprio non c'è stata. Adesso le notizie. Tiene
nel mercato delle polizze agricole agevolate nell'anno del Covid, superando la soglia degli 8,5 miliardi di euro, con una crescita del 0,4% rispetto al 2019. Lo rileva il rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura 2021, realizzato dall'Ismea in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole. A livello territoriale, il primato in termini di valori assicurati spetta alle regioni settentrionali, con Veneto, seguito da Emilia-Romagna e Lombardia, che, limitatamente alle polizze sulle colture vegetali, concentrano il 79,5% del totale nazionale. La filiera vitivinicola italiana ha inviato una lettera al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli sul tema dei vini dealcolati. Le organizzazioni italiane ritengono sia importante mettere in campo ogni azione possibile per assicurare che la futura regolamentazione europea sia in linea con le aspettative del settore vitivinicolo, preservandone gli elementi di qualità e competitività. La filiera chiede che questi prodotti, pur inquadrati nell'ambito del regolamento OCM, siano classificati come nuove categorie e non come termini che accompagnino le categorie esistenti, indicazione questa già espressa dal Parlamento europeo. Sono ancora molti gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia e rimasti a terra. Parti di questi sono infestati da parassiti che, anche a causa dell'andamento climatico, sono un vero e proprio veicolo di infezione per le piante sopravvissute, che rischiano di dover essere abbattute per evitare il propagarsi del bostrico, un insetto che infesta soprattutto gli abeti rossi. Nella provincia di Vicenza il fenomeno è particolarmente visibile nei boschi della piana di Marcesina, attorno al forte interrotto a Campo Rovere di Roana e al Boscon di Cesuna. Dalle comunità la forte richiesta alla Regione affinché si possa intervenire per evitare un'ulteriore deforestazione. Patrizia, è vero che questo periodo è stato anche un modo per mettervi in discussione? Assolutamente sì. Abbiamo finalizzato dove volevamo arrivare, che cosa vogliamo fare, quindi abbiamo fatto una grande ricerca sul territorio. Noi siamo sulla sostenibilità assolutamente, tutto quello che vuol dire sostenibilità, no? Quindi lavorare con altre aziende agricole del territorio, ciò che non produciamo noi. E poi grande ricerca sulla cucina. Il nostro motto è il territorio nel piatto e la gente viene per il gusto di capire che cosa c'è nel piatto. C'è cultura in un piatto, c'è storia in un piatto, c'è tanto lavoro dentro. E allora quale sarà l'esperienza del piatto e nel piatto di questo primo fine settimana di riapertura? Sarà un fine settimana dedicato al verde, ma al verde nel piatto, quindi gnocchi d'ortica con una crema di pecorino oppure dei tagliolini verdi alle erbette di campo. Detto questo, noi sappiamo anche che dopo la ripartenza c'è già un altro obiettivo, un altro sogno da realizzare. Sì, questo è un sogno in embrione ed è quello di poter collaborare con associazioni sempre del territorio dedicate al sociale. Grazie Patrizia, adesso noi ci vediamo un servizio proprio dedicato ai ragazzi speciali, all'imbottigliamento dei loro vini e alla presentazione di queste bottiglie che poi naturalmente come ogni anno torneranno al Vinitaly, poi un po' di pubblicità e poi continueremo questo viaggio negli agriturismi che riaprono. Il vino può essere divino. In questo gioco di parole l'essenza del raboso di questi ragazzi speciali. Sono la squadra trevigiana dell'Associazione Italiana Persone Down che da Giorgio Cecchetto stanno imbottigliando il frutto della loro vendemmia dello scorso anno. Ma è difficile imbottigliare? Tranquillo, semplice e rilassante. È importante essere buono vino, buono e anche per raboso di piave. Lo aspettano proprio l'imbottigliamento, aspettano che venga il tempo, il giorno. Per loro stare assieme è molto importante e avere queste bottiglie che le sentono come sue perché le hanno vendemmiato, hanno aiutato a imbottigliare. E per ogni bottiglia un'etichetta unica nel suo genere per rendere questo vino ancora di più una vera opera d'arte. Disegnare un po' fantasia.
quello ci vuole. Non è proprio geometria, è un po' fantasia. Questa è etichetta che ho fatto io, mi piace tantissimo, tanti colori, anche questo. È tua questa, vero? Sì, è mia. Sempre con tanti colori, questo è l'arcobaleno? Sì. E ti piace l'arcobaleno? Sì, è tanto questo. Ogni etichetta è un quadro, io dico, perché ognuno lo ha fatto col suo estro, persone migliori di noi assolutamente in certi momenti. Una diversa dall'altra, numerate, pezzi unici logicamente. Insomma, cose da collezione. Da collezione soprattutto, ma penso che ognuno di noi poi dovrebbe comprare qualche etichetta, fare una piccola donazione a loro, perché poi è un sostegno importante per loro. Giovani che con le loro bottiglie, il presidente Zaia ha voluto ogni anno nello stand della regione Alba Vinitali, e una raccolta fondi che sostiene le attività quotidiane e la progettualità per il futuro dell'associazione di questi ragazzi speciali che, anche solo con un'etichetta, sanno ricordarci l'essenza della vita. Erika, hai fatto tu questa etichetta. Ecco, perché hai disegnato un cuore? Col cuore. Il campanile di Jesolo Paese e un mare di viti per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo raccontando le riaperture degli agriturismi per quest'estate dopo il periodo del contagio. Ci siamo spostati in Riva al Piave, sono con Angelo Cancelliere, che è il prossimo direttore di CIA Venezia. Angelo, intanto complimenti, buongiorno. Perché ci hai portato qua? Vi ho portato qui intanto perché è un'azienda bellissima e rientra nelle varie aziende che stiamo vedendo anche oggi, che iniziano questa attività di accoglienza rispetto all'attività turistica che sta per iniziare in massima sicurezza. Qui l'azienda si chiama Miglio Rosso. Parliamo di vino perché siamo, come ben vedete, circondati da vigneti. L'azienda Miglio Rosso di Pierangelo Colla, una delle nostre aziende principali della CIA di Venezia, che inizia questa nuova attività, non tanto di agriturismo come abbiamo visto prima, ma bensì di enoturismo. Che differenza c'è tra agriturismo ed enoturismo? Beh, assolutamente la prima differenza che mi viene da dire è la semplificazione, nel senso che con l'enoturismo le nostre aziende ne possono offrire sia il vino di loro produzione, sia degli spuntini fatti ad esempio dagli insaccati da salumi che derivano dalla produzione aziendale, che vengono serviti all'esterno in questo contesto naturale. Qui siamo a neanche 10 km dal mare e quindi spingiamo anche perché il turismo solitamente balneare rientri verso l'entroterra per affacciarsi in queste realtà che sono comunque meravigliose. Come si stanno preparando gli imprenditori, i nostri agricoltori a questa riapertura? I nostri imprenditori agricoli hanno, per così dire, approfittato anche di questa chiusura forzata per un periodo anche di rilancio delle loro stesse attività e quindi ristrutturazione e sistemazione delle aziende, proprio per offrire, al di là dei classiche offerte che vengono date dagli agriturismi, anche delle cose nuove, dei percorsi all'interno dell'azienda, ripensare anche i menù collegati al territorio, ai prodotti del territorio, e quindi di cercare di dare anche un'offerta di qualità che vada al di là della semplice offerta che può essere data anche storicamente e tradizionalmente dagli agriturismi. Grazie Angelo Cancelliere, adesso Renzo Gatto. Le nuove normative permettono di andare a mangiare anche dentro i ristoranti, dentro gli agriturismo o le trattorie. Dobbiamo anche stare attenti a non abbuffarci troppo, e allora alcuni piccoli consigli e poi una tisana per stimolare la digestione. Il piccolo consiglio che posso dare è di consumare la verdura, l'insalata, prima del primo piatto. Perché? Beh, perché intanto le fibre contenute danno un senso di sazietà e poi hanno anche la capacità di limitare l'assorbimento di eventuali grassi. Secondariamente, se una persona sa che ha delle difficoltà digestive, in questa insalata metteteci delle fettine di zenzero fresco, quello che si compra del fruttivendolo, perché ha la capacità delle proprietà digestive. Lo zenzero può essere anche utilizzato come tisana. Tagliamo 3-4 fettine di questo rizoma di zenzero, 1 millimetro, 1,5 millimetri, ne le mettiamo in una tazza. Aggiungiamo 1 grammo di arancio amaro scorza e possiamo anche aggiungere un po' di genziana lutea, anche qui mezzo grammo, 1 grammo non di più.
ci aggiungiamo sopra, versiamo sopra dell'acqua bollente e lasciamo in infusione per 5 minuti, non aggiungiamo zucchero, assolutamente. È consigliabile bere caldo perché anche il calore della bevanda, dell'acqua, ha un effetto antispastico e aiuta e stimola la digestione. È una pozione, è una tisana amara, però è veramente una tisana molto digestiva. Pierangelo Colla, intanto perché si chiama Miglio Rosso questa sua azienda? Beh, Miglio Rosso per la dimensione che ha, che è oltre 1 miglio. Il rosso per dare un po' di colore un po' a questa azienda. La maggior parte è bianco, però anche il rosso è molto vocato e viene un buon prodotto, insomma. Tra l'altro lei, come dire, sin da bambino ha avuto a che fare con le viti, perché vediamo adesso, la vediamo sopra un trattore, un same. Certo, ho fatto barbattelle fino a pochi anni fa. Allora ho fatto questo enoturismo perché ho visto che quando erano qua le persone piaceva, ho detto, perché non erano fare un enoturismo per i turisti, visto che mi dà una soddisfazione che piace. Cioè questa azienda ha numeri importanti. Questa azienda è 140 ettari di terreno, di cui 70 vitigni e 70 seminativo. Abbiamo fatto un lago, abbiamo messo delle siepi, e qua c'è un passaggio di anatre, anche di oche, ma è bello solo da vedere perché non sono cacciabili comunque. Però arrivano anche tanti altri uccelli, tutto. Qua sono arrivati anche i caprioli qua, fagiani. Cioè è una faunistica questa. Lei l'ha progettata per passione questa, diciamo, attività di enoturismo? E certo non faccio reddito qua con l'enoturismo, abbiamo altre fonti. Però fa piacere, insomma, che la gente venga qua, che apprezzi il posto, si vive anche di soddisfazioni, non solo di soldi. E poi dà soddisfazione avere una figlia come Alice che decide di cambiare lavoro e venire a lavorare qua. Certamente mi è entusiasmato da morire, perché quando vedi queste cose, che i figli ti vengono dietro, non senti la fatica la sera. Comunque ho altri 2 figli che anche loro molto entusiasti del lavoro, non vedono l'ora di finire gli studi per inserirsi in questa azienda. Possiamo dire che c'è come un ritorno dei giovani in agricoltura? Certamente, perché io vedo anche tanti ragazzi adesso che vengono a chiedere per venire a lavorare qua, mi fa molto piacere. Tutte le cose una volta tornano tutte. Qua avevano tolto tutti i vigneti e adesso sono ritornati. E tutto torna. Tirate via le siepi, adesso tornano le siepi. E infatti penso sempre a mio zio che mi diceva sempre: le cose una volta tornano tutte, e ha ragione. Bene, adesso Adriano Favaretto. Vi ricordate un paio di mesi fa, fine marzo, primi di aprile, che abbiamo parlato e abbiamo rivasato le fragole? Ecco qua il risultato. Queste sono le fragole. Ed è già una settimana più che ne mangio. Guardate. Ma veniamo a noi. Oggi mettiamo un pomodoro. Possiamo chiamarli pomodoro da terrazzo. No, questi qua sono pomodori normali, sono che vengono coltivati su un vaso un po' più grande. Ad esempio questo qui è la varietà cuor di bue. Come vedete c'è già il frutto, ma arriva a pesare fino a 3 etti, quindi con 3 etti mangiate 2 persone in insalata. Ecco, io avevo preparato il vaso, un vaso consono chiaramente perché qui dentro non può starci, un vaso un po' più grande come tutte le altre piante da orto. Ecco, la solita sgrafata attorno alla zoeta, un po' di terriccio che io avevo già concimato. Eccolo qua, questo qua fino a ottobre-novembre mangiate pomodoro. Qui vedete ho messo un po' peperone. Ho messo anche questo il paletto tutore, cresce un po' meno, ma quando sarà è giusto magari legarlo, fissarlo, perché quel peso stesso del frutto può spessarsi. Lo stesso dicasi anche per il pomodoro. Come vedete io avevo già predisposto un nastrino di raffia, ma fissato bene al paletto. Non serve tirarlo molto, deve avere il suo lasco dentro, in modo che il legaccio non crei problemi poi alla pianta stessa. Fissate per bene, solita acqua. Il pomodoro non è che ami tanta acqua ristagnante, però insomma mettete un sottovaso giusto per non sporcare magari sul piano di sotto, però non lasciate acqua stagnante. Esposizione, mi raccomando, pieno sole, e fra 15-20 giorni assaggiamo il primo pomodoro.
Michela Tonetto è la moglie di Pierangelo Colla, che abbiamo sentito prima. Michela, questi sono i vostri prodotti, Prosecco, Chardonnay, Cabernet Franc, ma la clientela che cosa apprezza? Ad esempio i tedeschi, che vino apprezzano? I tedeschi preferiscono il Prosecco Rosé e lo Chardonnay perché è molto più aromatico. Mentre i veneti, i trevigiani? Il Brut, il Prosecco Brut e il Cabernet Franc. Perché avete scelto proprio di fare un murales per la sala degustazione? Perché sembra più vivo e più vicino ai clienti. Questa decisione di aprire l'enoturismo? Insieme, tutti e due. E con i ragazzi comunque, perché cerchiamo sempre di confrontarci e facciamo le riunioni familiari e poi decidiamo. Alice Colla invece è la figlia. Come vi state comportando per riuscire ad avere qui i turisti? Diciamo che io faccio parte dell'area digitale, quindi è un po' il mio rispetto ai miei genitori. Allora sicuramente apriamo i canali social, quindi sia Instagram che Facebook, il sito. E il sito avrà anche una parte e-commerce. Diciamo che il turismo è cambiato. Una volta il turista tedesco prediligeva il mare, adesso ha proprio voglia di scoprire delle realtà anche più piccole a conduzione familiare che propongano dei prodotti locali e hanno anche la possibilità di stare qui in mezzo al verde, quindi una realtà diversa magari dalla realtà caotica del mare. Qui ci troviamo nell'orto didattico, orto sinergico, per portare i bambini a educare, diciamo, i bambini alla cura dell'orto e la tradizione, e quindi mi piace proprio riprendere queste tradizioni e insegnarle alle nuove generazioni. Ho 26 anni, scegliere di tornare in campagna. Per me qua a casa e non c'è posto più bello, io ho la gioia proprio di stare qui e valorizzare questo posto e sicuramente manterrò anche la mia passione, che è quella dei bambini, assolutamente. Grazie Alice, adesso le previsioni. In questi ultimi tempi abbiamo avuto un riassestamento finalmente delle temperature su valori normali, quindi hanno superato alla grande i 20 gradi, le minime oltre i 15 gradi, quindi siamo nella media. Per quanto riguarda invece la stabilità generale, ecco, da questa siamo ancora piuttosto lontani e lo potete vedere dalla carta. Perché? Perché l'anticiclone Lazzorre, ricordo, vero artefice di un'estate ormai in corso, si mantiene arretrato sull'Atlantico, quindi a intervalli, molto irregolarmente si espande su di noi e ci regala qualche giorno, se non qualche ora di bel tempo. Invece vedete tutte le nostre zone, soprattutto il nord Italia, ma anche il centro, è proprio in balia dei sistemi perturbati di origine atlantica. Più in dettaglio prevediamo, dopo sabato con un cielo poco nuvoloso e con ampi rasserenamenti, ecco il peggioramento purtroppo per domenica. Passerà uno di quei sistemi perturbati di cui accennavamo poc'anzi, apporterà un peggioramento un po' su tutto il nord e anche su tutte le nostre zone, con un aumento della nuvolosità, con precipitazioni piuttosto diffuse e soprattutto anche a carattere temporalesco. Le temperature cominciano a essere alte, quindi l'energia sospesa è abbastanza forte. Poi abbiamo un lunedì ancora all'insegna dell'instabilità, attenuata rispetto a domenica, però ancora il tempo sarà nuvoloso o temporaneamente molto nuvoloso. Poi abbiamo 2 o 3 giorni di tempo stabile, tra virgolette, cioè abbiamo l'intervallo tra il passaggio di un sistema perturbato e il successivo, quindi tutto sommato un cielo poco nuvoloso, localmente nuvoloso. Poi per fine prossima settimana invece di nuovo un paio di sistemi perturbati tendono a scorrere su di noi, la situazione non cambia, l'alta pressione ancora è piuttosto l'anticiclone arretrato sull'Atlantico e quindi avremo un peggioramento che poi confermeremo. I venti sono deboli con qualche rinforzo da occidente, dai quadranti occidentali, quindi anche aria umida. Scusate, ecco perché la temperatura è piuttosto alta. Le temperature, abbiamo detto, sono riportate sui valori normali, quindi valori minimi in pianura dai 16 ai 18 gradi, valori massimi dai 26 ai 28 gradi, appunto, che sono pure qualcosa in più della media. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto.
Questo silos, simbolo dell'agricoltura di ieri, una casa colonica ristrutturata, simbolo dell'agricoltura di oggi e di domani. Presidente, insomma, buone prospettive per la nostra agricoltura e per questo settore dell'agricoltura. Diciamo era ora, finalmente si apre veramente una luce, quindi la possibilità di riaprire con grandi speranze e grandi prospettive. Ecco, che cosa vi attendete invece dalla politica? La politica attualmente sta discutendo la nuova legge agrituristica, che è una legge che sarà migliorativa rispetto alla vecchia legge, per cui staremo a vedere, insomma. Poi abbiamo visto che ci sono anche giovani. Bisogna riuscire a dare alle aziende agricole in genere la prospettiva di un reddito, perché quello è fondamentale. Non si può pensare che un giovane o anche un anziano lavori in un'azienda di qualsiasi tipo e lavori per la gloria del Papa, come si suol dire dalle nostre parti. Per cui garantire il reddito vuol dire garantire anche la longevità dell'azienda nell'ambito dell'agricoltura, in questo caso, che dà prospettive di sostegno, dà prospettive alla popolazione, perché comunque produce e quant'altro, ma dà soprattutto prospettiva appunto ai giovani che non vedono più l'ostacolo del reddito nel fare un lavoro a cui loro sarebbero interessati, e vede invece la possibilità di inserirsi a pieno titolo. Secondo lei 1400-1500 agriturismi in Veneto, c'è ancora spazio per qualcun altro oppure siamo arrivati alla soglia massima, diciamo così, di settore? Ma io penso che con l'afflusso turistico che ha il Veneto in genere, si parla di 50-60 milioni di persone nell'anno, il posto se ne siano a parecchio. Ci vuole la volontà di creare ambienti che siano da un lato sicuramente appetibili e quindi creare le condizioni perché la gente venga in un agriturismo come questo in campagna a godere di quello che è un turismo diverso dal turismo della spiaggia o dal turismo, diciamo, della visita in città o quant'altro. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola, essendo la puntata di inizio mese, la lasciamo alla nostra Morgana, alle sue previsioni per il mese di giugno, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ecco qua, Morgana del fiume Silente, che predise il futuro anche ai buoni da niente. E vi dico questo, perché in ste giornate ho sentito davvero tante monae, centri commerciali, trattorie, ristoranti, ma quel che mancherà è il lavoro per tanti. Schei pochi e poco chiaro è il domani in toia. Anche paitosi che finisce a scuola. De beo finalmente sarà l'istà che col suo caor, chissà che spinga i giovani a tornare a far l'amore. Perché va dito che avevamo massa pochi putei in cuneta per mandare avanti la nostra storia, Santa Maria Benedetta. De piova che ne avevamo avuta, ma adesso arriverà il sol che sugherà gli ossi, maturerà il cartisse sul fol e in pianura formento, frutti, verdure, ma anche i canei da careghe sui fossi. Giugno de Sant'Antonio e de Amare de San Piero. Un giglio al primo e una preghiera a Dio, perché a seconda non me mande grandine e che il raccolto sta in chiero. Ma il pibeo sarà tagliare spighe e impissare landini per trebbiare a fine mese. In quella gran festa coi mari in righe è il grande stirasso e Piere del Sedese. Son Morgana di Fontanassi, Bardo e Bromboe del fiume Silente. E in sto tempo de alti e bassi, anche a sto giugno racconta il futuro alla gente. Vespetto col calor de luglio qua in pastoria, per un altro pronostico in allegria.